Oggi è venerdì 12 giugno 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 12 giugno 1979. Da Folkestone, città inglese che si affaccia sullo stretto di Dover, si leva in volo per raggiungere, attraverso il canale della Manica, le suggestive scogliere francesi a picco sul mare di Cap Gris-Nez, un originale mezzo aereo. A pilotarlo è Brian Allen, un ciclista non professionista. Il piccolo aereo è infatti un mezzo sperimentale a propulsione umana. È il Gossamer Albatros, progettato dall'ingegnere aeronautico statunitense Paul McCready. Ha un'elica a due pale mossa dalla propulsione umana attraverso dei pedali. L'aereo sperimentale percorre 38 km e mezzo in 2 ore e 49 minuti, alla velocità massima di 29 km orari e ad un'altezza media di 1,5 m. Il peso a vuoto è di poco più di 31 kg. Il progettista realizza anche un velivolo gemello destinato ai test, che vengono compiuti dalla NASA, l'ente spaziale americano, sull'autodromo di Houston, in Texas. I due modelli sono oggi conservati in musei degli Stati Uniti. Si realizza così l'idea del volo con la sola forza umana che fin dal racconto mitologico dell'antica Grecia di Dedalo e Icaro ha alimentato diversi studi, come quelli di Leonardo da Vinci, e anche molte rappresentazioni fantasiose. Fra di esse, quella che prende spunto dalla realtà dell'impresa del Gossamer Albatros è nel 1982 la scena del magico volo delle biciclette BMX nel film E.T. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.